Proprio perché ho la bici a scatto fisso. A tutti quelli che io sono creativo, sono gli altri che mi copiano. A tutti quelli che non vanno per la loro strada, ma seguono quella degli altri, diciamo, aprite gli occhi. Nasce Eclipse Cross, il nuovo SUV coupé di Mitsubishi, per vivere la strada da un nuovo punto di vista, con tutto il meglio della sportività e della tecnologia. Eclipse Cross, il SUV coupé da un nuovo punto di vista. Il tuo. Buonasera e benvenuti alla terza puntata di A Tutto Campo. È stato un weekend importante per le squadre agrigentine, tranne che per l'Acragas, che purtroppo si è dovuta fermare per il maltempo, partita sospesa allo stadio Esseneto, però basket e volley trionfali fuori casa, un po' meno il calcio a 5, comunque ne parleremo nel corso della puntata con gli ospiti che vi presento subito. Carolina Falcucci della SEAP Aragona. Salve. Ciao Carolina e benvenuta da Tutto Campo. Una vecchia conoscenza di Televisione Agrigento, il professore Gaetano Cucciardo. Buonasera Gaetano. Buonasera, grazie per l'invito. Bene, partirei subito con la copertina che è dedicata alla vittoria della SEAP Aragona a Castellammare di Stabia contro la Nemesi, poi torniamo in studio. Siamo lì, match point, una caterva di match point, 24-17, tutti in piedi, pronti a far festa, pronti ad applaudire. La SEAP, Pallavolo Aragona, al debutto in B2, sta per portare a casa i primi 3 punti del campionato. Baruffi, attenzione, attacco della Russo, out, e finisce anche la partita, abbiamo vinto 3-0. Ecco la festa, tutti ad abbracciare Camilla Macedo che oggi non ha giocato, eccole qui, vi lascio la festa. Bene, tornati in studio, complimenti Carolina, una splendida vittoria, la prima di campionato, una sfida importante in un campo ostico. Sì, molto, un po' perché comunque sia la trasferta lunga e un po' il campo in sé per sé era un palazzetto non facile da giocare perché è piccolo, con poca luce, quindi non era così scontato far bene. Una palestra scolastica praticamente. Una palestra scolastica, sì, esatto. E noi abituati magari al nostro, a un altro tipo di campo, insomma non era facile. I parziali sono stati eloquenti, perlomeno per quanto riguarda il primo set 27-29, poi nel secondo 20-25, poi in scioltezza il terzo 17-25. Sì, appunto, non so cosa c'è stato di là, comunque sì, avevamo un signore avversario, con nomi anche risentiti e importanti. Il primo set forse ha giocato tanto il fatto della tensione, dell'ansia da prima del campionato. Abbiamo fatto fatica a prendere il via, però è andato bene, infatti poi i set dopo sono stati con un altro entusiasmo proprio. Tu sei stata il martello con 16 punti, sì. La migliore realizzatrice della SEAP Aragona. Sì, è andata bene, dai. Sì. Si può sempre fare meglio, ma è andata bene. Appuntamento ora invece è sabato per la seconda di campionato, prima in casa, si torna al Palanicosia finalmente, c'è una grande attesa, sì. Sfidiamo Reggio Calabria, la Mediolanum, una partita importante. Sì, diciamo che io ho giocato l'anno scorso nello stesso girone
e posso dire che tutte le partite saranno tra virgolette importanti. E sono tutte squadre ostiche, nessuna partita è scontata. Questa sarà una di quelle. Dunque, mentre vediamo i risultati e la classifica del torneo di Serie B2, io chiedo al professore Gucciardi se sabato sarà ovviamente presente alla Palasport per il ritorno della pallavolo che conta da Agrigento. Mi stavo esattamente facendo il ragionamento, ma sabato pomeriggio che cosa ho da fare? Non è un'idea malvagia andare a vedere il volley. Ecco, vediamo la vittoria contro Stabia, il 3-0 del Giarre Colnola, Santa Teresa del Riva, che è la rivale praticamente principale, almeno sulla carta, di Aragona, ha vinto 3-0 a Battipaglia, vittoria di Pedara a Palermo 3-0, Castelvetrano Reggio Calabria al tie break 3-2, poi facile per il Catania contro il Terrasini, ripescato appunto nel torneo di Serie B2, ha vinto 3-0 per una classifica, vabbè, la classifica diciamo è relativa, 3 punti per chi ha vinto, 0 per chi ha perso e se non sbaglio 1 per chi perde 3-2 e 2 per chi vince 3-2. Per chi perde appunto 1. Subito passiamo alla Serie B perché abbiamo tantissimi argomenti, andiamo al calcio, farei vedere subito intanto la classifica il prossimo turno perché la Serie B non ha giocato, dunque con il Palermo appunto che si è fermato, Palermo che vediamo con 11 punti, giocherà domenica contro il Lecce che dista una sola lunghezza in classifica e dunque sarà una partita importante. Quello che per ora però sta il discorso principale che riguarda il Palermo è più sulla trattativa famosa perché sono 3 trattative che riguardano la squadra rosanera, oltre alla trattativa con Antonio Ponte e gli americani si è aggiunta quella di Follieri. C'è una dichiarazione proprio di Zamparini di poche ore fa che dice che prima di fare un qualsivoglia tipo di accordo devo portare delle garanzie che chiediamo già da mesi, lo vedo favorevolmente, sia chiaro, ma servono le garanzie, non per me, servono per la società. Dunque Zamparini sta dicendo praticamente mettete i soldi perché se no non ci sediamo neanche a parlare. Professore Gucciardo, che ne pensi? Ma sì, ma dopo l'esperienza precedente mi pare il minimo che possa succedere. Su questo passaggio di proprietà del Palermo è una telenovela infinita, mi pare di capire. Qualcuno sospetta che in realtà Zamparini non abbia effettivamente voglia, l'intenzione vera di vendere, però è pure possibile che molti utilizzino questa trattativa per farsi pubblicità, quindi deve comunque accertarsi della serietà degli acquirenti. E niente. C'era stato Baccaglini in passato. Esatto. Si parlava di come possibile nuovo acquirente, poi invece bolla di sapone è saltato tutto. Fu un bluff, sì. Abbastanza misterioso, no? Abbastanza misterioso, il personaggio era poco credibile all'inizio e poco credibile poi si rivelò effettivamente, ma per un periodo la società passò in mano a lui. Vabbè, insomma. Sulle trattative a proposito di proprietà di calcio, di società calcistiche, ci sarebbe da scrivere enciclopedie. Sì, parli anche di Acragas, forse ti vuoi riferire a qualcosa? No, ma di Milan, di Inter, cioè sono operazioni abbastanza poco chiare, un po' oscure. Tra l'altro Zamparini... Spuntano personaggi dal niente che si comprano grandi club. Sì, è vero. Andiamo subito, se la regia dovrebbe aiutarmi con un collegamento adesso perché passiamo subito alla Serie C. Vediamo se c'è intanto la classifica e i risultati della Serie C, mentre vedo in collegamento Serena Licalzi da Caserta. Ciao Serena, e Stefano da Catania. Stefano, ci sei? No, non sentiamo. Vediamo se dalla regia, vediamo se è possibile passare intanto classifica e risultati della Serie C. No, questo è il prossimo turno. Ecco, Spezia Pescara, Ascoli Carpi, Cittadella Brescia, Cosenza Foggia, Crotone Padova, Salernitana Perugia, Venezia Verona, Lecce Palermo, Benevento Livorno. Questa è la Serie B, il prossimo turno di Serie B. Abbiamo fatto un piccolo passo indietro, vediamo se la regia invece ci passa la Serie C. Eccola qua.
Paganese Catanzaro 0-4, esplode il Catanzaro a Pagani, il Trapani Bisceglie 1-0, Leonzio Rieti 0-1, Casertana Catania 1-1, Matera Francavilla 1-2, Rende Potenza 0-2, Vibonese Cavese 2-0, Regina Siracusa si gioca stasera, Viterbese Monopoli era in corso appunto Regina Siracusa, Viterbese Monopoli è stata rinviata per problemi che riguardano la Lega e la Viterbese. Casertana Catania 1-1 è la partita con cui ci soffermiamo, perché abbiamo proprio in collegamento Serena Licalzi da Caserta e Stefano Auteri da Catania. Vediamo se la regia, eccoci qua. Ciao ragazzi, mi sentite? Buonasera. No, io continuo a non sentirli. Se la regia magari riesce a passare l'audio in studio, se no andiamo avanti. Pronto? No, c'è un problema tecnico evidentemente che riguarda il collegamento Skype. Allora io andrei avanti con i risultati, scusami, la classifica, non i risultati, la classifica del girone C di Serie C, che riguarda appunto, questi sono i risultati, vediamo se la regia passa alla classifica, con il Trapani che è in vetta con 15 punti, la Juve Stabia con 12, le altre siciliane, il Catania con 7 ma ha giocato soltanto 3 partite, la Sicola Leonzio con 7 punti, il Siracusa chiude con 3 tra le siciliane. Gaetano, il Trapani sembra procedere spedito? Sì, sembra non avere risentito delle difficoltà della presidenza Morace, mi pare. Perché si parlava sì proprio di un tracollo della società, a quanto pare invece le cose vanno benissimo. Meglio, bene così. Invece per quanto riguarda il Catania, problemi che riguardavano i ripescaggi quest'estate, che non sono andati a buon fine. Le prime 2 partite sono state praticamente vinte dal Catania, poteva andare bene anche la terza partita a Caserta, però sono stati raggiunti praticamente dal gol del giocatore della Casertana. Vediamo se il collegamento è stato ripristinato, così ci facciamo spiegare velocemente da Stefano Auteri e da Serena cosa è successo velocemente, se no andiamo avanti. Abbiamo visto che non ci siamo più in Serie C, come dicevo anche agli altri ospiti. C'è un vuoto in questo torneo che c'è un vuoto terribile. Un vuoto terribile. Allora, mentre la regia prepara il collegamento con la telefonata, perché abbiamo problemi con Skype a quanto pare, peccato perché sono riuscito a vedere a Serena Licalzi, io andrei dunque alla Serie D, così scivoliamo velocemente verso la Serie D con classifica e risultati. Vediamo se la regia mi passa la Serie D, perché abbiamo tanto da far vedere in questo torneo. Risultati e classifica di Serie D, regia. Vediamo, che poi abbiamo un collegamento anche con un ex Acragas. Datemi un segnale perché non so. Sì, c'è una telefonata in corso. Allora intanto io direi di fare vedere, dovremmo avere un gol di un ex agrigentino che gioca nella Sanremese, una vecchia conoscenza, Riccardino Rotulo. Pensate, è stato autore di un bellissimo gol fuori casa, ha giocato la Sanremese, dovremmo avere le immagini e dunque eccolo qui, questo almeno ce l'abbiamo. Allora, ecco, vedete il passaggio, il Dranero contro la Sanremese, il bellissimo gol di Riccardino Rotola, agrigentino doc, ex Acragas, ha militato proprio nelle ultime 2 stagioni con la maglia biancazzurra in Serie C, e ha realizzato probabilmente il suo primo gol in Serie D, giovanissimo, appena 19 anni. Sì. Che mi dici di Riccardino? Riccardino era già, si vedeva che è un ragazzo di valore, già con l'Acragas in Serie C, non l'anno scorso ma 2 anni fa, di Napoli lo gettava nella mischia tranquillamente, quindi era proprio giovanissimo. Ed è significativo il fatto che nei 3 anni in cui l'Acragas è stata fra i professionisti, così tanti ragazzi siano stati lanciati nel calcio e insomma promettano bene, perché Rotulo è uno, ma potremmo fare diversi nomi, qui non li faccio per
Va bene, abbiamo in collegamento, li faremo dopo, abbiamo in collegamento Serena Licalzi telefonicamente. Ciao Serena, grazie per essere intervenuta da Tutto Campo, purtroppo con Skype purtroppo il collegamento è saltato, però ti abbiamo a voce. Io ti volevo solo chiedere come vedi questo torneo di Serie C quest'anno, ottimo pareggio del Catania a Caserta. Cosa possiamo dire sia di questa partita ma principalmente di questo torneo in queste prime battute del campionato? Guarda Salvatore, tu parlavi dell'ottimo pareggio del Catania a Caserta, probabilmente possiamo anche dire l'ottimo pareggio della Casertana col Catania, perché comunque sono due squadre che sicuramente lotteranno per dei posti importanti in classifica. Io ovviamente non nego che l'obiettivo qui è chiaro, ma anche quello del Catania, no? Visto quanto si sta parlando. In base alla partita che l'ha vista protagonista, credo che ci sia stato un bel equilibrio. Tra l'altro leggevo anche alcune statistiche che parlavano di numeri abbastanza equilibrati tra le due squadre, però sicuramente vi posso parlare dal punto di vista della Casertana. È una squadra che ovviamente deve venire fuori, anche il modulo di Fontana sta facendo molto parlare la tifoseria rossoblu, questo non posso non negarlo. Il 3-5-2 è qualcosa di abbastanza nuovo a Caserta, in una difesa che ha preso anche dei gol e quindi ha fatto molto discutere la piazza. Poi non so dal vostro punto di vista che cosa avete notato di questa Casertana, perché molti ci chiedono ma i nomi che avete in rosa dovrebbero far vedere una Casertana esplosiva. Mi farebbe piacere sapere anche come la pensate voi. Sì, questo ti volevo chiedere anche su una tua opinione su queste prime battute del torneo, Serena. Se i reali valori secondo te sono usciti fuori o ancora è presto secondo te? Con questo Trapani in vetta per esempio. Ti devo dire la verità, io credo che con il caos calcistico che è ancora in corso, tra l'altro, che non vede protagonista solo il Catania ma anche altre squadre, credo che adesso è davvero impossibile parlare di situazioni calcistiche che si possono sviluppare da qui anche a un mese, no? Nel senso che anche all'avvio del campionato in ritardo, partite da recuperare. Io non so sinceramente, perché io da giornalista è la prima volta che mi ritrovo davanti a una situazione del genere, quanto possa influire sul rendimento di una squadra o anche dal punto di vista psicologico. Su questo avete più esperienza di me, potreste forse fare un'analisi sicuramente migliore della mia. Dal punto di vista da qui diciamo, alla progettualità, no? Quindi davanti al campionato, da qui a qualche mese, credo che poi verranno per forza di cose fuori le qualità, anche se è vero che in Serie C, al di là della qualità delle grandi nomi di risonanza, conta poi il gruppo, la squadra, come ti difendi, quanti gol più o meno prendi, e su questo sicuramente Fontana deve lavorare. Bene, ti ringrazio Serena per l'intervento a Tutto Campo e ti invito poi a seguire la replica su YouTube, su televideoagrigento.tv. Grazie Serena. Grazie a voi sempre per la disponibilità. Buon proseguimento. Grazie, ciao Serena. Tornati in studio, Serena forse si riferiva al fatto del mancato ripescaggio del Catania, sì, ecco, sì, una situazione anomala perlomeno per la Serie C. Sì, ma certo, credo che il calcio patisca una incertezza sulle regole molto seria, molto drammatica, che naturalmente ha le conseguenze che dice lei, cioè non solo sul piano psicologico, ma credo anche sul piano poi della stessa possibilità di programmare le stagioni da parte delle società. Se tu punti ad un ripescaggio che, stando alle norme, è plausibile e poi non ti viene concesso perché si spuntano altri criteri, cioè si bloccano gli ingranaggi di un torneo che praticamente poi il Catania ha giocato solo 2 partite per esempio. Esatto. La Viterbese non ha giocato nemmeno una partita per infatti. Problemi con la Lega, perché ci sono vari problemi societari, una grave incertezza delle anomalie è una grave incertezza sulle regole, come se il sistema si stesse incartando su se stesso. Bene, andiamo subito col secondo servizio. Io lancerei il servizio che riguarda il libro presentato da Basilio Borgo, perché abbiamo avuto ad Agrigento l'onore di rivedere dopo tanto tempo Alvaro Biagini, ex allenatore dell'Acragas. Lo abbiamo intervistato insieme a Matteo Colucci e ad altri interessanti ospiti, un excursus un po' forse malinconico, ricordando quei tempi, quella fine degli anni 70. Vediamo l'intervista, poi torniamo in studio. Ma sicuramente emozioni tantissime, bellissime.
e tutto questo lo devo a questo signore che ho accanto, che diciamo così, la sua voglia, il suo sempre fare il tifo per questa Agragas, da quando forse è nato, mi ha coinvolto in questo ritorno momentaneamente, perché posso anche ritornare poi ha scritto un libro del campionato che vincemmo 80-81 e poi ha scritto un libro personale, insomma, un pochino dedicato a me, quindi sono molto riconoscente a questo signore. Quali ricordi più belli di Agrigento e dell'Agragas? Ma i ricordi più belli sono sempre, logico, vincendo un campionato sono sempre più belli, ma anche quando diciamo le cose sono andate non troppo bene. Io qua sono stato benissimo, vivevo solo perché la mia famiglia è sempre stata a Palermo, mia moglie e i miei figli, però insomma io stavo tutta la settimana, ero un professionista, facevo il professionista anche se diciamo le categorie di allora passavano così. Ma sicuramente il momento in cui siamo stati sicuri di andare in Serie C, quello è stato il momento più bello, perché sapevo che c'erano così delle difficoltà, però poi fu un campionato bellissimo. E guidare come un pazzo, affari spenti nella notte per vedere se poi è tanto difficile. Ma io ero abituato a stare su campi senza erba, perché io ho fatto 7 anni a Catania, un anno di B vincendo il campionato e 6 di Serie A, campo sterrato. Poi c'è una famiglia particolare, insomma, i Sarcuto, in particolar modo Pompeo, anche l'altro fratello, che eravamo sempre assieme, erano molto amici, si usciva assieme. Oggi vedo che non c'è, non so se può venire, però insomma ci siamo, ogni tanto viene a Palermo, ci vediamo, con loro sono stato sempre veramente bene. Chiamale se vuoi emozioni. Devo fare una premessa, che io è da un anno che sono stato sbagliato dalla fortuna, ho incontrato 3 giganti. Il primo è stato Firmino Pederiva, a cui avevo dedicato un libro, che quindi era un giocatore quando ero ragazzo, quando in Serie C degli anni 60. Poi diciamo, ho avuto il piacere, l'onore di rivedere Alvaro Biagini, questa volta in maniera personale, perché quando ho fatto il libro Victoria, ed era dedicato all'Ajax vincente, ed è allora che dopo 13 anni di Serie D, con l'intervallo anche della promozione, che è l'Oderna Eccellenza, ritornava in C, che era la C2 praticamente. E quindi l'ho conosciuto personalmente, anche se lui ha diciamo 13 anni più di me, voglio dire l'età. Praticamente posso dire che ho trovato una persona simpatica e giovanile soprattutto, anche perché a quanto pare lui è stato la prima persona che ha fatto una scuola calcio a Palermo. Quindi ho voluto fare questo libro proprio dedicato a lui, Alvaro. In questo libro c'è dedicato anche una parte del campionato precedente di promozione dei Gaetano e Vegna, che ci hanno fatto risalire, che sarebbe un buon auspicio anche per i fatti di oggi. Però è logico che il calcio è un poco sceso come qualità, oggi è più fisico che tecnico, e poi le squadre italiane, in particolar modo alcune, che non fanno giocare un italiano, è poi difficile che un allenatore possa prendere un giocatore, prendere uno dell'Udinese perché è bravino, però non ha mai giocato in Serie A e può giocare in nazionale, no. Anche io ho sempre apprezzato mister Biagini per la sua grande professionalità, per il suo modo di lavorare, è stato sempre una persona, io l'ho reputato sempre uno dei migliori allenatori che ho avuto nella mia carriera, lui è Ignazio Arcoleo. Del mister sinceramente io ho imparato tanto, se ho fatto qualcosa di buono in seguito lo devo pure al mister, perché mi ha insegnato tanto, specialmente a essere un grande professionista. Questo signore, nato oggi, va bene, avrebbe giocato in categorie molto superiori,
questo signore avrebbe giocato Serie B e Serie A, che lui aveva due piedi, non un piede solo, quindi faceva il terzino sinistro, ma giocava anche col destro. Era la colonna portante di quell'Akragas. Sì, era molto importante, insomma, ma ce n'erano diversi giocatori. Io ho fatto quelle categorie di Serie C e quarta serie che oggi potevano giocare bene, potrebbero giocare in categoria superiore. Io del mister Biagini ho un ricordo bellissimo perché praticamente salivamo dalla promozione e poi mi sono trovato a fare il titolare, quindi le prime 7 partite, stagione 79-80, quando siamo saliti dalla promozione, il primo anno Serie D e c'era una bella squadra, c'era un bel mister e che ricorderò sempre per la sua signorilità, professionalità, come ha detto bene Colucci, ma era veramente, io lo ricordo sempre, uno dei migliori mister che ho avuto io. Peppe, acchiappia. Siamo tornati in studio. Scusate. Allora, di Alvaro, che mi dici? Alvaro Biagini. Alvaro Biagini è stato allenatore dell'Akragas nella stagione, in una delle stagioni migliori della stagione, nel senso di una fase, di un'epoca, di un periodo di grande rilancio della società, perché Biagini prese la squadra dalla Serie D, l'ha allenata per 3 anni e l'ha portata in C2. Grande allenatore Alvaro Era Biagini. una persona molto distinta, molto per bene, che poi aveva un passato da professionista importante in Serie A. Sì. Giocato in grandi squadre. Allora dovremmo avere un altro collegamento, se la regia mi dice chi tra... ecco, mister Feola. Buonasera mister. Ciao, buonasera. Una vecchia conoscenza del calcio agrigentino, e che conoscenza. Come stai mister? Bene, grazie. Voi come state? Tutto a posto, un po' malinconici per quest'Akragas, molto tristi, però purtroppo ormai dobbiamo rassegnarci alla realtà. Qui ospite c'è il professore Gaetano Cucciardo, un tuo grande estimatore, e una giocatrice di pallavolo della SEAP, Carolina Falcucci. Buonasera mister. Buonasera a voi. Buonasera. Complimenti mister intanto per il primo successo, sei tornato su una panchina di Serie D nell'Aprilia Racing, ieri con una vittoria, complimenti. Grazie, dopo tanto tempo ci voleva. Sono contento perché ho avuto il piacere e l'onore di andare veramente in una grandissima società, una società organizzatissima, ambiziosa, composta da un presidente veramente una persona eccezionale, di un'organizzazione di categorie, non di categoria, di categorie superiori. Sono contento e speriamo di fare bene. Come lo vedi questo torneo di Serie D, perlomeno quello che riguarda il tuo girone, o in generale, ecco, rispetto a quello da te affrontato con Savoia Akragas qualche anno fa? Ma sicuramente sono i 3 gironi, secondo me gli ultimi 3 gironi quest'anno sono molto molto difficili, perché c'è una grande affluenza di piazze importanti. Parliamo del girone I, penso che il Bari sia superiore in tutto e per tutto alle altre, però penso che piazze come Messina, Torre del Greco, Marsala, Gela, Acireale sono piazze importanti che hanno fatto sempre calcio a certi livelli. Però manca l'Akragas, Vincenzo, in quel girone. Quest'anno dovevamo essere lì. Lo so, io quando ho saputo la notizia ho avuto un colpo al cuore, perché veramente dopo tanti anni, dopo 32 anni, riportare l'Akragas in Lega Pro e poi dopo 2 anni vederla scomparire così mi ha fatto veramente male, ma lo dico proprio con grande rammarico e con grande dispiacere, perché noi avevamo fatto qualcosa di straordinario, abbiamo fatto tanti sacrifici e dispiace. Io poi sono molto legato alla città, a tutti quanti, e mi è dispiaciuto, però sai, come nella vita ci si cade e poi ci si rialza. Io spero e mi auguro che l'Akragas ritorna dove merita. Ci stiamo provando. Gaetano, forse tu volevi... Sì, no, niente, intanto volevo esprimere il fatto che nel nostro ambiente, insomma, siamo contenti che mister Feola sia tornato in panchina. Immaginiamo che il Racing Aprilia abbia ambizioni corrispondenti alla caratura dell'allenatore che ha chiamato nella propria panchina, perché Vincenzo Feola è un allenatore vincente che ha alle proprie spalle importanti conquiste, una delle quali è stata aver riportato l'Akragas fra i professionisti dopo moltissimi anni. Poi
volevo dirle questo, mister, volevo approfittare per chiederle una cosa. Lei ha portato il Savoia e l'Akragas in Serie C e poi queste due squadre non sono state capaci di conservare questa categoria così importante, dalla quale comunque diciamo forse è più facile sopravvivere stando fra i professionisti che stando in Serie D o nelle categorie inferiori. E però le vorrei chiedere, non le sembra che questi due casi dimostrino quanto sia, diciamo, difficile e anche abbastanza insostenibile per certe realtà il calcio professionistico, e che forse c'è qualche cosa nel sistema che andrebbe corretto, regolato, per rendere questi campionati più sostenibili da parte delle squadre che ci arrivano dalle categorie inferiori? Hai fatto una domanda e sono contento della domanda. Le rispondo proprio in modo molto chiaro, corretto e diretto. Tutte e due le squadre, tutte e due le società hanno fatto la brutta fine dopo un anno, dopo 2 anni, chi dopo un anno e chi dopo 2 anni. Però se ci fai caso, sempre stravolgendo e non dando continuità di lavoro e continuità di società e di squadra dell'anno della vittoria. Sia il Savoia, che dopo con l'avvento di Maglione ha stravolto tutto ed è scomparso. La stessa Akragas con l'avvento di Tiri e compagnia dopo 2 anni ha stravolto tutto, perché io ricordo benissimo, io sia a Torre Annunziata che a Agrigento avevo trovato l'accordo, e noi trovammo l'accordo con la Neri di rimanere e di costruire le basi di un futuro migliore, però con le basi e con la base della squadra che aveva vinto il campionato. Dovevamo fare solo degli accorgimenti. Poi dopo il signor Tiri con chi per sia non ricordo ha stravolto tutto, ha cambiato tutto, e questo è il risultato finale. È la dimostrazione che non si è dato in entrambe le società un continuo del lavoro svolto in precedenza con la vittoria del campionato. Io faccio nome e cognome perché non ho problemi, perché io ho un grande rammarico ad Agrigento, perché a me mi hanno fatto scendere giù dopo la vittoria del campionato in estate. Sono stato 3 giorni, avevo trovato l'accordo con la Neri e con il signor Tirri, sono andato via, dopo 2 giorni ho letto sul giornale che avevano preso le crostate, senza avvisarmi e senza dire niente, per dire mister avevamo cambiato. Ce lo ricordiamo, mister, ce lo ricordiamo. Questa è la cosa più mi è dispiaciuto, perché ognuno ha il modo di fare, di pensare, di lavorare, o di scegliere, però penso che nella vita bisogna essere prima uomini e poi dopo tutto il resto. Sì, anche per noi quello fu uno dei primi traumi che la tifoseria subì, e che diciamo, fu uno dei primi, e poi ne seguirono degli altri, ma quello diciamo, fu uno dei vulnus fondamentali, perché si ruppe il rapporto affettivo che si aveva con la squadra. Ma io penso pure un pochino di riconoscenza verso ragazzi che avevano fatto dei sacrifici immensi. Io ricordo che quando siamo arrivati noi con lo staff stavamo 6 o 7 punti dalla vetta, e con tanto sacrifici poi abbiamo vinto il campionato con 3 giornate d'anticipo, non lo ricordo neanche, però abbiamo vinto, cioè abbiamo recuperato più di 10-12 punti. Significa che c'è stato un grande lavoro di società, un grande lavoro di staff, un grande lavoro di squadra. Penso che un pochino di riconoscenza, un po' di rispetto verso quei ragazzi lo meritavamo tutti quanti. Sì. Però hanno deciso così, e mi dispiace che poi si è verificato, e ripeto, si è verificato questa stessa cosa sia a Torre Annunziata che ad Agrigento. Questo dovrebbe far capire un pochino agli addetti ai lavori un pochino queste cose. Sì. Bene mister, grazie del tuo intervento a tutto campo qui su Televideo Agrigento. Ti invito a rivedere la trasmissione su YouTube e sul nostro sito internet televideoagrigento.tv, e a risentirci a presto mister. Ti auguro il meglio, perché tu sei una grande persona oltre che un ottimo allenatore. Ti ringrazio, vorrei salutare tutta Agrigento veramente a prescindere da tutto, perché è una città che mi è rimasta dentro. Grazie e buona serata. Auguri mister. Auguri. Grazie mister. Un divorzio un po' che ci ha fatto male con Vincenzo Feola 3 anni fa. Sì. Come secondo te cosa ha sbagliato la società in quel particolare frangente?
Ma in quel frangente forse più che la società lì c'era stato un cambio sostanzialmente di assetti dirigenziali e la nuova dirigenza doveva fare la squadra con i propri uomini. E forse quelli che hanno sbagliato forse siamo stati noi, avremmo dovuto essere più energici nella contestazione e non farla passare questa operazione. Non liquidarono solo l'allenatore nelle modalità che lo stesso Feola ci ha ricordato, cioè lo hanno fatto venire, hanno trovato l'accordo e poi dopo qualche giorno hanno preso un altro allenatore, una cosa che già da sola qualifica il livello di quella azione. Ma poi hanno smantellato l'intera squadra, cioè c'erano giocatori, come dice lo stesso Feola, che meritavano di rimanere, Nicola Arena fra tutti, perché ci hanno portato in Lega Pro e l'Akragas aveva il dovere di portarseli in Lega Pro, perché c'erano giocatori che non ci avevano mai giocato e meritavano di starci. Nicola Arena, Ciccio Vindigni, ma anche gli altri. Lo stesso Tiscione, ma tutti quanti. Tiscione ha fatto poi la Serie B con la Tiscione ha fatto la Serie B, cioè, era una squadra alla quale peraltro eravamo molto affezionati. Vero. E quindi averla smantellata ha anche rotto il rapporto con la tifoseria. A proposito dei rapporti con la tifoseria, un altro ex al telefono, attualmente giocatore della Cireale, Giuseppe Madonia, che ieri con la sua squadra appunto ha battuto il Messina in casa al Francoscoglio per 3-0 con lui protagonista. Ciao Giuseppe, benvenuto da Tutto Campo, bentornato. Ciao, grazie a voi, ciao a tutti. Ciao Giuseppe, ieri una grande partita a Messina, 3-0 netto, non c'è stata partita, dovremmo anche avere le immagini. Ma credo che anche al primo tempo diciamo che la partita è stata molto equilibrata, noi dobbiamo aspettare più qualche ripartenza, abbiamo incontrato un Messina... Sì Giuseppe, scusami, ti invito a parlare un po' più forte. Abbiamo se incontrato puoi. un Messina diciamo un po' in crisi, diciamo, a livello non di risultati, perché la squadra non mi è sembrata assolutamente male, questo lo devo dire. Noi siamo stati poi bravi a approfittare dell'uomo in più, dell'espulsione di Geneviere, però sì, dovremmo avere l'immagine, tra l'altro, vediamo se alla fine sia giusto e meritato. Complimenti. E con te c'è, se non sbaglio, un altro grande ex agragantino, Giuseppe Savanarola. Sì, Beppe ieri ha fatto anche una grande partita, ma quando vinci queste partite così, con questo punteggio, la squadra deve girare a 1000, perché sapevamo di affrontare comunque una squadra che stava avendo dei problemi, ma di ottimo valore per la D, no? Noi diciamo, l'espulsione di Geneviere, il calcio di rigore sbagliato di Arcidiacono, ovviamente poi ci ha dato una grossa mano, ma io penso che nei 90 minuti la vittoria è stata meritata. Giuseppe, tu hai fatto tanti anni nel professionismo, sei stato autore anche di quel storico gol all'Inter a San Siro in Coppa Italia col Trapani, adesso sei tornato nei dilettanti, ecco, quali le differenze tra il torneo di Serie D attuale e quello che tu avevi fatto tanti anni fa? Ma io credo che ovviamente la differenza un po' c'è, nel senso perché sono cambiate tante cose, voi lo sapete, siete ovviamente siamo nella stessa barca, no? Diciamo, no? Sapete che il calcio è cambiato, in Serie C, la Serie D non è quella sicuramente di 10 anni fa, ma comunque voglio dire, quest'anno il nostro girone hanno messo il Bari, che è una squadra, insomma, non sappiamo tutti, blasonata, fortissima. Però secondo me la D di 10 anni fa, 12 anni fa forse era aveva qualcosina in più, no? A livello proprio di squadre, di strutture, di tante cose. Il livello era forse molto più alto, penso io, no? Sì Giuseppe, mentre che parlavi mi è venuto in mente proprio il gol che hai fatto al Catania all'Esteneto su calcio di rigore in quella storica partita. Come ben sai l'Akragas non è più nei professionisti, stiamo cercando di tornare nel calcio che conta. Guarda, io me lo auguro, perché comunque sono un siciliano e io vorrei veramente che tutte le squadre siciliane stanno nei professionisti, magari anche la Cireale, il Messina, che il Catania vada in B, perché è giusto, perché voglio dire, sono piazze importanti, belle. Da siciliano ti dico che mi farebbe veramente tanto piacere tutte queste squadre comunque risalgono e hanno un futuro, insomma.
Ok Giuseppe, grazie per il tuo intervento a tutto campo. Buona serata a tutti. Grazie Ciao. Giuseppe, ciao. Un bel ricordo di Giuseppe Madonia con quella epica partita col Catania, professore, che dici? Ce ne sono tante di epiche partite che abbiamo fatto in Serie C, ma quelle col Catania, non so perché, già il solo fatto che giocavi col Catania era per noi, che non ci avevamo mai giocato una partita importantissima, poi avevano sempre uno sviluppo clamoroso queste partite, tutte quante, quasi tutte. Tu sei stato a Catania a vedere le trasferte più importanti? Sì, le due dei primi 2 anni di Lega Pro, sì. Col gol di Zibert? Sì, sì, posso dire che ero presente. Eri presente. E a proposito di Akragas, ieri non si è disputato la partita appunto di promozione contro il Don Bosco Partinico per via del maltempo, di un'allerta meteo che praticamente ha bloccato solo ad Agrigento lo svolgersi regolare dell'incontro, perché come vedete in tutto il resto della Sicilia, perlomeno occidentale, si è giocato con le vittorie appunto del Gattopardo, del Monreale, il Camarat è stato sconfitto, altrettanto il Villabate, insomma quello che riguarda il girone del Casteltermini praticamente ha pareggiato a Mesilmeri. Questo forse è un po' una sorpresa, perché se non sbaglio il Mesilmeri è in vetta alla classifica, la dovremmo avere adesso la classifica con ovviamente una partita in meno dell'Akragas, che comunque rimane a 7 punti dalla vetta, ecco, potrebbe ancora essere in gioco. Che dici Catà? Sì, penso che l'Akragas sia attrezzata per recuperare questo ritardo. Ieri non ha giocato, una cosa bisogna pure dirla, perché queste allerta meteo che inducono il sindaco a queste ordinanze di chiusura delle scuole, perché il giorno prima i ragazzi non sono andati a scuola e il giorno dopo, la domenica, sono state sospese tutte le attività all'aperto. È vero che l'allerta meteo ti mette in allerta, quindi uno che ha responsabilità, diciamo, per non far correre rischi agli altri e non correre rischi lui, si mette, come si dice, il ferro dietro la porta e chiude tutto quanto. Però è pure vero che ne abbiamo visti diversi di questi annunci ai quali poi non ha fatto seguito il diluvio universale annunciato, quindi forse bisognerebbe andarci un po' più cauti nel prendere provvedimenti di questo genere, perché comunque sono un danno per la collettività. Considerando che ancora la scienza meteorologica non è così esatta da assicurarti che davvero quello che si annuncia si verificherà, e quindi, siccome appunto l'amministrazione può fare il conto di quante volte hanno ordinato di chiudere tutto quanto e poi non è successo niente, quindi la prossima volta potrebbero anche poter addurre come motivazione del mancato ricorso ad ordinanze di chiusura il fatto che nelle occasioni precedenti queste ordinanze sono andate sostanzialmente a vuoto, arrecando un danno comunque alla collettività. Dal punto di vista societario, i tifosi sono interessati agli sviluppi, se ci sono? Se ci sono. Tu da tifoso, io ti chiedo da tifoso se qualche rumors, qualche... No, non mi arriva nessun rumors, quello che posso dire è che questo progetto Olimpica Akragas è un progetto che nasce per dare tempo all'ambiente di leccarsi le ferite, sostanzialmente. Io credo che l'ambiente qui ad Agrigento sia veramente scottato, traumatizzato dalle vicende degli ultimi anni, dal modo con il quale l'Akragas negli ultimi anni è sostanzialmente collassata, in mezzo a grandissime polemiche, in mezzo alla rabbia dei tifosi, alla frustrazione di tutti quanti, compresi i dirigenti. La situazione si era veramente ingarbugliata in una maniera tale che non si capiva più chi era responsabile di che cosa, e adesso l'ambiente è veramente scottato, quindi noi quello che si può fare è avere pazienza, abbiamo questa realtà societaria che in qualche modo dobbiamo sostenere, in attesa che si trovi un imprenditore che se la prenda la squadra. Adesso si può lavorare a raccogliere delle sponsorizzazioni, dei contributi per poter fare un campionato adeguato al nome che hai, perché quando sei Akragas non puoi fare brutte figure, devi scendere in campo per Nuovo vincere. o con l'oratorio San Giro, giusto? Con tutto il rispetto per la squadra del Marineo, però siamo sempre Akragas, i tifosi del Valle Lunga
sono venuti a vedersi la partita perché il Vallelunga giocava all'Esseneto. Sì. Quindi dobbiamo renderci conto di questo fatto. Un po' come noi quando siamo andati a Catania. Esattamente come per noi era un onore giocare al Cibali, è un onore per questa squadra giocare all'Esseneto, quindi dobbiamo anche onorare il nome che la squadra ha. Lo hanno onorato senz'altro i giocatori della Fortitudo Basket nel nome di Agrigento, perché sono già la seconda vittoria consecutiva. Hanno vinto a Biella 65-63 con un'altra partita al Cardiopalma come quella giocata 7 giorni prima ad Agrigento. Vediamo un servizio speciale che abbiamo dedicato a questa vittoria della Fortitudo, poi torniamo in studio. Il fatto di essere una squadra giovane non ci vieta di pensare e di provare a fare qualcosa di importante, di inatteso, ma ci deve anche far tenere i piedi per terra, perché ovviamente non abbiamo delle certezze consolidate in anni e anni di esperienza di questo campionato. Ci stiamo consolidando di giorno in giorno, di domenica in domenica, di settimana in settimana. Grandissimo entusiasmo a Biella da parte dei tifosi agrigentini, tantissimi sostenitori partiti da qua, ma anche molti quelli che sono arrivati dal nord Italia per assistere a questa partita bellissima che ci ha visto appunto vincere in Lombardia, seconda vittoria consecutiva. La Fortitudo rimarrà fuori, non è rientrata ad Agrigento perché fra 7 giorni sfiderà la Virtus Roma, e dunque la società ha deciso appunto di non far rientrare la squadra ad Agrigento e di far continuare la preparazione per la prossima partita con la Roma proprio nei dintorni del Lazio. Gaetano, emozioni grandissime anche col basket. Sì, il basket è molto emozionante, io capisco di basket come posso capire di ornitologia, però quelle volte che sono andato a vedere la Fortitudo è stato veramente travolgente. Peraltro, siccome appunto non ne capisco niente, me le vado a vedere sedendomi accanto a Peppe Grimaldi, ad esempio, che è un esperto, che è il massimo esperto, e me le spiega lui. Però è vero che l'entusiasmo è assolutamente contagioso, è un'esperienza stupenda. È vero che è un pubblico d'élite quello del basket, non è come il calcio che è un po' diciamo del popolo, c'è questa diceria. Sì, beh, certo, sicuramente è più selettivo, il calcio è più popolare, sì, è più popolare, però è un po' come il rugby. Il rugby dicono che sia uno sport popolare, però giocato dall'elite, mentre il calcio è un gioco d'elite ma giocato dal popolo rispetto. Il basket sì, è più selettivo, sia dal punto di vista di chi lo gioca, ma anche dal punto di vista di chi lo va a vedere. Invece quanto è importante il tifo per la pallavolo, Carolina? Sicuramente tanto, e devo dire che per le mie esperienze che ho avuto nel girone del Sud ho sempre trovato squadre con un signor tifo, cose che magari dalla mia zona manca un po'. E quindi sì, è molto importante. Preparati allora per sabato, perché tamburi Speriamo, e tifosi arriveranno in massa. Risultato e classifica del campionato di basket di Serie A2, seconda giornata. Ecco, vedete la Leonis Roma che ha praticamente vinto con Tortona, Bergamo Virtus Roma 81-59, la vittoria appunto della Moncada al fotofinish 63-61, vittoria anche per l'altra siciliana, l'Orlandina con Treviglio 80-74, Legnano Scafati 78-92, Menzana Siena, che è l'ex Montepaschi Siena,
con l'Energy Group Rieti 87-84, Virtus Cassino Casale Monferrato 84-94 e Latina contro Trapani 92-88, altra sconfitta per l'altra siciliana. Vediamo la classifica rapidamente del campionato di Serie 2, sono praticamente 2 giornate, per cui Agrigento in vetta insieme a Bergamo e Casale Monferrato con 4 punti, Latina, Trapani, Orlandina, Biella, Scafati, Roma, Legnano e l'altra squadra di Roma, la Leonis, con 2, Siena con 1 punto, poi Rieti, Tortona, Treviglio e Cassino a 0. Fa un certo effetto vedere Agrigento in vetta, anche perché la Serie 1 Mister Ciani non si è mai esposto a riguardo quest'anno, vuole volare basso e fa bene, sempre volare basso nello sport, però già seconda vittoria consecutiva i tifosi sognano. Certo, ma la Moncada è una gran bella realtà della nostra città, che diciamo è una bella realtà, naturalmente legata al nome di Moncada e al fatto che la sua passione gliela spende anche nel basket, però diciamo, si è accumulato un know-how che è importante nel mondo sportivo. È un po' diventato un modello nazionale la Fortitudo, esatto, perché ha un palasport di proprietà, un settore giovanile di alto livello, è una squadra che nel tempo, dicono anche gli esperti, raccoglierà i frutti, dunque i frutti saranno la Serie 1, si aspetta questo per Agrigento. Speriamo bene. Passiamo subito, anzi torniamo alla pallavolo, perché abbiamo un servizio che riguarda il tuo presidente, Carolina, Nino Di Giacomo. L'abbiamo incontrato oggi al Palasport Nicosia, ci ha parlato brevemente della partita vinta a Castellammare di Stabia ieri e di quella di sabato, perché ci saranno delle sorprese, vediamo. Sì, abbiamo iniziato bene, quindi siamo soddisfatti, perché il campo del Castellammare non è un campo facile. Un plauso va alle ragazze, al mister, che sono state determinanti, hanno preparato bene la partita e specialmente nel primo set hanno fatto vedere di che pasta sono fatte, con freddezza sono riusciti a rimontare quel gap che c'era all'inizio, e poi la partita l'abbiamo condotta magistralmente fino al 3-0. Sabato finalmente l'esordio alla Pala Nicosia, che aspettative ci sono per questo incontro, sia di pubblico, sia per le giocatrici, sia per il presidente? Ma guarda, le aspettative ci stanno tutte, è la prima partita in assoluto qua al Pala Nicosia, che riapre i battenti dopo 6-7 anni di chiusura. Abbiamo preparato bene questa partita. Sicuramente ci sarà il pubblico delle grandi occasioni e mi auguro che il pubblico ci venga incontro, perché non è stato facile spostarci da Aragona ad Agrigento, perché il progetto proprio vuole essere che vorremmo rappresentare l'intera provincia in campo nazionale. E quindi siamo fiduciosi che sabato ci sarà una vera festa dello sport. Dietro di te vedo delle immagini passate di pallavolo degli anni 80 e 90. Dimmi un ricordo, dato che torniamo al Palasport Nicosia, un ricordo che ti è rimasto dentro del volley femminile. Ma guarda, i ricordi sono tantissimi. Qua ci ho passato una parte importante della mia vita, sono cresciuti i miei figli dentro questo palazzetto, i ricordi sono tanti e belli. Io mi auguro che riportiamo di nuovo la pallavolo ad alti livelli, le condizioni ci sono tutte, ci vuole tanta pazienza per poter di nuovo recitare un ruolo importante a livello nazionale. La B2 è il primo gradino del campionato nazionale e mi auguro che alla fine festeggeremo tutti assieme questo passaggio alla categoria superiore, perché come ho detto sin dall'inizio noi non ci nascondiamo dietro a dire che faremo un campionato diverso. Abbiamo fatto una squadra per vincere il campionato, lo sa bene l'allenatore, lo sanno bene tutte le ragazze. Il calendario non è stato clemente, non è stato facile, perché sabato verrà una ottima squadra
non è di quelle squadre candidate a vincere, però è una buona squadra, e l'altro sabato, cioè alla terza di campionato, è il vero banco di prova, perché andiamo a giocare a Santa Teresa del Riva, una squadra costruita come la nostra con elementi di livello superiore, in un ambiente molto carico, perché là il pubblico è il vero settimo uomo in campo. In studio abbiamo Carolina Falcucci, un messaggio per la tua atleta. Beh, innanzitutto tantissimi complimenti a Carolina, perché è stata determinante, è stata la migliore, è stata quella che non si è tirata indietro e ha tirato la squadra proprio con le sue giocate sia in avanti che dietro. È stata fantastica, mi sembra che all'ultimo ha collezionato 16-17 punti, è stata la vera trascinatrice della squadra. Mi auguro che anche le altre colleghe la emulano per poter stare tutti tranquilli, perché nella pallavolo una rondine non va primavera, è un gioco di squadra, e penso che le altre ragazze diano anche il loro apporto per raggiungere l'obiettivo. Carolina, il Presidente è molto esigente, ti ha fatto i complimenti, però ha un solo obiettivo in mente. No, sì, sicuramente è un perfezionista, è ambizioso, vuole tanto ma dà anche tanto. È stato, non nego, uno dei motivi principali che mi ha spinto a scegliere di venire a giocare ad Agrigento. Sì, io ho fatto bene, anche se io sono molto autocritica, ti dico, ci sono tante cose che potevo fare meglio e lo so, però appunto penso che la forza nostra è che siamo 13 ragazze, 13 persone che possano stare in campo tranquillamente e possano dire la loro. Parte la partita di sabato, già il Presidente era proiettato a quella successiva contro la vera rivale, esatto, sulla carta del Santa Teresa di Riva. Sì, Santa Teresa sì, anzi io ho già giocato contro di loro l'anno scorso, e oltre ad essere una squadra esperta e tosta, ha anche il fattore, un campo un po' strano e un tifo eccezionale, cioè il tifo più grande forse che ho visto nel nostro campionato, un tifo che dal primo punto all'ultimo non smette mai di urlare, quindi dovremmo essere brave a gestire bene la cosa. Io sono onesta, secondo me abbiamo tutte le carte in regola per far bene, però dobbiamo stare attente. Pensiamo intanto a Reggio Calabria, esatto, sabato, ricordiamo l'appuntamento. Sì, giochiamo sabato alle 6 al Palanicosia. Alle 18 al Palanicosia. Sì. Piccolo passo indietro, torniamo al calcio con l'eccellenza, velocemente perché siamo quasi in chiusura, con i risultati e la classifica, come vedete vittorie delle Agrigentine, del Licata, del Canicattì 2-0 con l'Alcamo, sconfitto del Pro Favara 1-0, vedo altre Agrigentine, vero Gaetano? Correggimi se sbaglio. Ecco, il Mussomelite ha perso 3-0, per una classifica che vede, se non sbaglio, il Canicattì in vetta insieme proprio al Licata e al Mazzara. Dovrebbe esserci anche la classifica, vediamo, eccola qua, in vetta ecco il trio di testa, Canicattì, Mazzara e Licata 15 punti, in basso il Pro Favara con 6, poi tutto il resto, l'Agragas vincendo il campionato il prossimo anno potrebbe ritrovarsi qua, si parlava anche di un probabile ripescaggio, però ovviamente tutto passa dalla questione societaria, è inutile che ci giriamo attorno. Subito calcio a 5, risultati e classifica del calcio a 5, un'altra bella realtà dell'Agrigentino, l'Akragas Futsal, che però ieri ha perso contro Reggio Calabria 5-8 allo Sport Village, Mascalucia Real Parco 0-3, Ispica Regal Buto 0-5, Melilli Polisportiva Futura 3-0, Polistena Catania 8-2, Mabonat Mascalucia 6-0, per una classifica che vede Akragas a 3 punti, in vetta Melilli e Polistena. Ancora presto ecco, per delinearsi della classifica, dei veri valori. Però l'Akragas, primo anno in Serie B, un'altra bella realtà, Gaetano, che potrebbe tra l'altro giocare presto nel nuovo Palasport, quello di Piazza Ugo La Malfa. E in proposito dovremmo avere delle immagini del nuovo Palasport, vediamo se la regia li mostra mentre
praticamente poi passiamo ai saluti finali. Ecco, questa è la parte esterna del nuovo Palasport che al momento è chiuso, però ci hanno assicurato alcuni tecnici che lavoravano proprio alle ultime rifiniture che dovrebbe aprire tra qualche giorno. Comunque domani ci dovrebbe essere una visita del sindaco Firetto, dovrebbe esserci anche un'immagine dell'interno, vediamo se la regia riesce a passarla, se no passiamo ai saluti e chiudiamo. Con diciamo, il Palasport a Pisa siete messi bene, penso, sì, non possiamo lamentarci. Ci sono delle belle strutture sicuramente, qua abbiamo avuto... In genere in Toscana devo dire che sono tutte molto ben tenute. Anche a Firenze, se non sbaglio, un privato l'ha costruito. Esatto, è stato recentemente costruito, per la Serie 1. Quel signore con la barba, non ricordo il nome. Ora nemmeno io. Sì, ma lui è proprietario di una catena importante. E dicevo, io non e sarebbe il presidente del Bisonte Volley. È il Bisonte, ecco che qua. Che milita in 1. Sì, il Bisonte lui ha costruito proprio... Esatto, un altro palazzetto. Un altro palazzetto per la sua squadra che attualmente è in Serie 1, dovrebbe essere il San Casciano, se non sbaglio. Esatto. Azzurra San Casciano. Invece noi come strutture da niente, Gaetano, praticamente il calcio a 5, vediamo appunto delle immagini della partita di ieri del calcio a 5 che dovremmo avere, gioca in un contesto privato, praticamente un palasport privato che è lo Sport Village, quando invece il Palasport Nicosia è riaperto e abbiamo la pallavolo, il Pala... non si sa come si chiamerà il nuovo Palasport costruito da poco, dovrebbe appunto ospitare le gare dell'Acragas Futsal. Sì, sembra che stiamo colmando un ritardo marcato sul piano della disponibilità di strutture, che è un vecchio vizio agrigentino di avere squadre sovradimensionate rispetto alla struttura disponibile. Ora, almeno da questo punto, in questo caso c'è un gap che si viene a colmare. Meglio, speriamo bene. Tra l'altro tu mi parlavi a proposito di strutture, di campi di calcetto, delle tue partite di calcetto dove è successo un qualcosa che... No, vabbè, semplicemente anche noi abbiamo patito l'ordinanza del sindaco per cui non abbiamo giocato, ma per noi è stato veramente un trauma, perché noi giochiamo ininterrottamente da 25 anni tutte le domeniche che Dio manda, pioggia, vento, neve, grandine, noi giochiamo sempre. Solo una volta non abbiamo giocato, ma fu quella volta che morì il Papa, ma solo per poter dire che noi non giochiamo solo a ogni morte di Papa. Morte di Papa, bellissima. Allora Valentina, volevi salutare gli amici di Pisa che ci stanno seguendo, ovviamente amici e familiari che stasera ci stanno seguendo, prego. Ok, saluto i miei genitori e mia sorella, saluto tutti. Va bene, ringrazio anche Gaetano Gucciardo. Grazie a te per l'invito. Per essere intervenuto alla puntata di A Tutto Campo. L'appuntamento ovviamente sarà per il prossimo lunedì, sempre alle 21 su Televita Agrigento. Ovviamente riguardate le repliche sia su TVA che su YouTube. A tutti quelli che io ho i baffi a manubrio perché ho la bici a scatto fisso. A tutti quelli che io sono creativo, sono gli altri che mi copiano. A tutti quelli che non vanno per la loro strada, ma seguono quella degli altri, diciamo, aprite gli occhi. Nasce Eclipse Cross, il nuovo SUV coupé di Mitsubishi, per vivere la strada da un nuovo punto di vista, con tutto il meglio della sportività e della tecnologia. Eclipse Cross, il SUV coupé da un nuovo punto di vista.